Taltier Chan di Ciro, re di Persie, i fo palesade une peraule ad Enel, che i disevin ance Baltazzar. La peraule è vere e la lotta è dure. Lui al Ciridi capì la peraule e in tune vision i fo dat di là a font. In che dis, io Enel, o fasei corot per 3 settimane interis. Non mangiai nessuna vivande di che sfinis, chiare vin non entrare in teme bocche, e nanche non mi ongei, finché non forin passadis 3 settimane. La 24esima dì del primo mese o ieri sulla riva del Gran Flum, che saresse il Tigri, o alciai voi e occhialai. V'è un omp vestut con monture di fil, torator dai ombui alveva una cinturia di aur di uffaz. Il suo quarp aliere come il topazzi, la sua muse elusive come il folk. I siei voi, tanche flammis di fu, chi sei braccia, li sos gambis, tanche il sflandorà dal brons lusint. E la voce de sosperaulis come la voce di une fulugne. Dome io denelo vedei la vision, gli omps che ierin con me non vederin la vision, ma un gran spaventio gaffà e a sciamparin a platassi. Io denelo restai di besol, denandi che vision così grande non mi resta nessuna fuarce di sorte. La me muse si splaccià come che fos muart e mi sparì tutte la vigorie. O sentivi la voce de sosperaulis e sentivi la voce de sosperaulis o ieri come intrunit, o colai perdenant, cu la muse partiere. Ma ve che un man mi tocchià e mi faseieva su triman sui genoi e poi sul dred des mans. Poi mi disè, Denel, ompi il più ben volut di tutti, cir di capelli speraulis che ti dis. Ieve su in pins perché che cumò io so stat mandat di te. E biel cal fevelave con me o ieva in pins, dut trimant. Al zontà, non stave pore, Denel, perché che de prime dì che tu ti sei smituta, capì e umiliati denand al tuo Dio, li sto speraulis a son stati scoltadis. Io o soi venuti in risposta li sto speraulis, ma il principe del ream di Persie mi ha mettut stralenx per 21 dì. Però ve che Michiel, un dei principes, alle venuta a darmi un man. Io lo hai lasciato ventilà denando al principe del ream di Persie e soi venuta fatti capì c'è che succederà al tuo popolo e disse a venì, perché che andan chiamò una visione sul condi che dis. E bielca mi diceva che sti robis mi buttai con la muse partiere, cence rivadi une peraule. E ve un alc, come un eman di fida lomp, caltociai mei lavris. Allora o verdiei la voce, o fevelai, e disei a quel caliere denan di me. Signor gno, denan de vision mi son capitadis lis dois, mi han lasciat cence nessune vigorie. E cemut podaressi un servidor del mio signor come me fevelà col mio signor, dal momento che non hai più nessune vigorie e cosa restat cenceflat. Allora, che figure, che se me ave un fida l'omp, mi tornato chia e mi disè, non stave pore, omp più ben volut di doccio, la paz con te, cirdi e si fuarte plen di spirit. E biel che quel mi fevelave, io mi sentia tornali fuarcis, e o disei, cal feveli cence riguardi il mio signor, perché che mi ha dat spirit. Mi domandà, sas tu perché che soi venuto di te? Cumò o torni a partì per combatti quintri dal principe di Persie. Io o partis, ma ve cal ven il principe de Grece. Io però ti diserai in stes che cal è scritta al libro de veretat. Non è nessun cal può darmi un man quintri di loro come Michiel, dome il vostro principe, cal tendur per darmi fuarce a me.